Sarebbero un'ottantina gli extracomunitari che hanno preso parte al corteo No Global di sabato che ora rischiano di vedersi revocato oppure non rinnovato il permesso di soggiorno. La Digos ha acquisito i filmati e sta valutando le responsabilità di chi si è scontrato fisicamente con gli agenti a Ponte San Martino, ma anche di chi con la sola presenza incitava lo sfondamento del cordone di sicurezza fatto di agenti in assetto antisommossa. Dal canto loro No Global e Associazione dei lavoratori che volevano raggiungere il palco della CGIL alla testa di un corteo di circa 150 immigrati sostengono che per primi a caricare siano stati i poliziotti e accusano la CGIL di averli deliberatamente esclusi dalla manifestazione. Una ventina di No Global sono stati denunciati, mentre gli immigrati, la cui posizione è in via di definizione, sono due. Uno di questi è un pregiudicato con precedenti per spaccio di droga. Il questore aveva annunciato tolleranza zero contro i partecipanti. In caso di revoca del permesso di soggiorno, gli immigrati avrebbero 15 giorni per lasciare l'Italia, dopodiché entrerebbero in condizione di clandestinità e diverrebbero quindi espellibili dal territorio nazionale.